Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, ragazzi, siamo a Imola e oggi voglio i punti, cavolo, siamo settimi in griglia, pole per Schumi. Salve a tutti. Andiamo, Gran Premio di casa. Vai Kuma. Vogliamo i primi punti per il rookie veneziano. Vai. E inizia la gara. Inizia il garone. Ti sei urtato con David Attenzione, Coulthard. incidente da David Coulthard. David Coulthard Ma ha perso porca la lettone puttana. posteriore. Ecco. La gara non è cominciata benissimo. Questo è Trulli. Subito incidente. Chiaramente ragazzi per questa stagione non ho messo i danni al Comendone perché avete visto quanto difficile è anche le strategie, il tenere il carburante, quindi vabbè, Coulthard è andato, però porca puttana, mi dispiace per Davidone Coulthard. Siamo al terzo posto, adesso dobbiamo dimostrare sul campo di riscattare questa brutta partenza. D'altronde non posso riavviare ragazzi perché Jarno Trulli ha perso la lettone Ecco. posteriore. non posso riavviare purtroppo perché non c'è un riavvia e quindi va così ragazzi per quest'anno. Trulli non può continuare, si è ritirato nel settore 2. Ritirato Jarno, ritirato il piccolo Jarno. La McLaren è pronta ai box. Eh sì, la McLaren di Coulthard è pronta ai box. Siamo al terzo posto intanto, buon terzo posto, stiamo girando abbastanza bene. Abbiamo il nostro compagno di squadra Barrichello. Mamma mia, sgommatone della vita. Barrichello è secondo, proprio di fronte a te. Che rischio. Sei terzo. Lo so, porco, lo so. Hakkinen è quarto, proprio dietro a te. Schumi sta volando intanto davanti. David Coulthard sta entrando ai box. Coulthard dei box. David Coulthard ai box. Mamma mia, brutta questa, brutta Hakkinen ne può approfittare. Michele ne può approfittare. Il Kuma risponde. Ben fatto, hai sorpassato. Quando c'è la macchina parcheggiata, la macchina di Trulli è parcheggiata. Ricordo che non posso neanche cambiare livello di difficoltà e niente. Una volta che cominci così, finisci così. Questo è il bello e il brutto dei giochi di una volta. Stiamo tenendo abbastanza bene. Occhio. Mamma mia. Basta un attimo per perdere la macchina. È scandaloso, cazzo, è scandaloso. Sono ancora là gli avversari. C'è il Barrio, Schumi non sono così lontani. Barrichello è secondo, con meno Sì, di lo 3 so, secondi di porco, lo vantaggio. Sei terzo. Hakkinen è quarto, proprio dietro a te. Sarebbe bello fare i punti in casa, dai cazzo, dai. Per il rookie veneziano 0 punti nelle prime 2 gare, ma tanta sfortuna, soprattutto a Interlagos. Abbiamo 2 secondi di svantaggio da Barrichello, 2 fottutissimi secondi. Hakkinen invece è vicinissimo. Per il momento teniamo. Dai Fioi, dai. Dai Kume. Tira fuori la prestazione della vita. Non può andare sempre male. Non può andare sempre male, Beppe. Non può. Ho rischiato un pochino, ma è andata bene. Dai che le Stewart oggi sembrano volare, cazzo, seconde e terze. Però stiamo calmi che manca ancora tanto. Manca ancora troppo per poter dire qualcosa. Però non stiamo perdendo troppo, questo è importante ragazzi, anche a livello morale. Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Fastest lap di Schumi. Barrichello è secondo, con meno di 3 secondi di
vantaggio. Buon giro anche per il Sei piccolo terzo. Hakkinen è quarto, proprio dietro te. Dai, Comendon, dai, porco. Chiaramente non sembrano possibili le due soste. Cioè la sosta unica, vediamo se loro ne fanno una, c'è qualcosa che non va, ragazzi, Perché Interlagos poteva essere per miracolo, potevi fare anche una sosta solo, io mi sono fregato. Però a Imola sembra proprio impossibile, staremo a vedere, staremo a vedere. Dai, Comendon. Stiamo girando bene per il momento. Abbiamo Hakkinen dietro e Barrichello davanti. Siamo là. Buona curva anche qua, buona chicane comediana. Abbiamo dei punti dove recuperiamo di più e dei punti dove perdiamo, purtroppo è così. No, prima sbavatura comendiana, a parte l'incidente iniziale. Michael Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Fastest lap di Schumi. Barrichello è secondo, con circa 3 secondi di Sta vantaggio. girando anche bene, però... Sei terzo. Hakkinen è quarto, proprio dietro te. Non va, Beppe, non va. Stiamo prendendo adesso la Barrichello, purtroppo. Stiamo perdendo da Ruvigno. L'importante è non fare errori, ragazzi. Qua Hakkinen ne può approfittare. Come tiene abbastanza bene. No! C'è il sorpasso di Mika, purtroppo. Come ci prova, rischia il Come ma non ce la fa, perde il podio veneziano. Veneziano perde il podio purtroppo. Veneziano ha perso il podio, non La va. Sauber è pronta ai box. Porca troia. Ma vaffanculen. Hakkinen è riuscito a superare Veneziano, errore del Come. Sbavatura Michael Schumacher comediana. ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. E il Schumi continua a pompare. Grande Schumi. Hakkinen è terzo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Vaffanculo. Sei quarto. Schumacher è quinto, proprio dietro te. L'importante è fare punti, cazzo. Peccato, il podio è impossibile. Cioè, nel senso, siamo ancora un rookie. Siamo un debuttante. Jean-Alesi sta uscendo dai box. Sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. No, testa coda, incredibile, testa coda, porto tutti, incredibile ragazzi, incredibile, non ne va una, basta un errore, un fottutissimo errore, che beffa, che duro sto gioco raga, che duro. La Jordan è pronta ai box. Questo è un gioco veramente per La pazzi. Benetton è pronta ai box. La Prost è pronta ai box. La Sauber è pronta ai box. Cosa ho sprecato? Puttana miseria. Da terzo a nono, incredibile. Dai, Michael Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Schumi sta letteralmente dominando la gara. La Arrows è pronta ai box. Qualcuno va ai box. Frentzen entra ai box. Stai calmo, Kuma, stai Pani calmo. è Non nono, girare. proprio di fronte a te. Sei decimo. Diniz è undicesimo, Lo so, con meno lo di so. 3 secondi di svantaggio. Che brutto errore che ho fatto. Che brutto errore. Non riesco a prendere punti neanche qua. Chi lo sa? Heinz-Harald Frentzen
sta uscendo dai box. Sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. Ma stai zitto. Giancarlo Fisichella sta uscendo dai box. Sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. Dai cazzo, di cuore Beppe, di cuore. Di cuore Beppe, di cuore. Di cuore Beppe, di cuore. Pedro della Rosa sta uscendo dai box. Sembra Cercando di che la sua spingere il più strategia sia possibile. di 3 fermate. Sì, lo so. La Bar è pronta ai box. La Benetton è pronta ai box. La Jordan è pronta ai box. Il Cume è pronto ai box. No, ancora no, manca ancora ragazzi, manca ancora. Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. La Minardi è pronta ai box. No! Mamma mia, it's miracle. Villeneuve sta entrando ai box. Devo sfruttare tutto il cordolo, cazzo. Villeneuve è sesto, con meno di 3 secondi di vantaggio. Ho ancora 2 giri. Settimo. Buono, questa è una cosa positiva. È ottavo, con circa 5 secondi di svantaggio. Riesco a fare una sosta probabilmente. Speriamo. Heinz Harald Frentzen è stato colpito da Luca Badoer. Incidente. Heinz Harald Frentzen ha perso l'alettone posteriore. Povero Heinz Harald. Ok, riferirò ai meccanici. Povero le Heinz tue Harald istruzioni. Frentzen. Takagi entra ai box. Badoer si è ritirato nel settore 3. Ritiro del piccolo Badoer. La Ferrari è pronta ai box. La Stewart è pronta ai box. Io invece ritardo, cazzo. La Williams Dai. è pronta ai box. Vediamo se Genet posso sta permettermi di entrando ai ritardarla. box. I meccanici ai box sono pronti. Ancora un giro mi dà. Michael Schumacher è ora ai box. Schumacher ha perso l'alettone anteriore. Attenzione! Schumacher ha perso l'alettone posteriore. Pazzesco, Schumi. Rubens Barrichello entra ai box. Incredibile, Schumi. Incredibile. Barrichello si è portato in prima posizione. Barrichello, primo casino incredibile. Ralf Schumacher ha colpito Irvine. Ma che incidente! Che Ralf incidente! Schumacher ha perso l'alettone anteriore. Schumacher è quarto. Con Che meno di incidente 3 ragazzi, secondi che di vantaggio. casino! Sei quinto. Schumacher è sesto, proprio dietro a te. Che incidente ragazzi ai Ok, box. riferirò ai meccanici le tue istruzioni. Ha problemi una Ferrari. Sì ragazzi. Hai colpito Irvine. Irvine ha problemi, godo. Bella mossa, ora sei in seconda posizione. Siamo secondi ragazzi, che casino però. Heinz Harald Frentzen sta entrando ai box. La McLaren è pronta ai box. Adesso non dobbiamo sbagliare, fiori. Gara a dir poco spaventosa. Macchina in fuga chiaramente, ma non mi interessa. I meccanici ai box sono pronti. Ma La quello Ferrari è pronta ai che box. è successo davanti ha dell'incredibile, ragazzi. Ha dell'incredibile. Mika Hakkinen, leader della corsa, sta entrando ai box. Mica Hakkinen nei box, se lo andare anch'io però, fiori. Stiamo attenti a se non La prendere Sauber è pronta ai box. stop and go. La Williams è pronta ai box. Ok. Hakkinen è primo, con circa 5 secondi di Mamma vantaggio. mia ragazzi, quanti li Sei tiri. secondo. Barrichello è terzo, proprio dietro a te. Dai veloci, dai veloci, dai veloci. Dai, muovi te. Alesi ha colpito Zanardi. Attenzione, Alesi colpisce Zanardi. Zanardi ha perso l'alettone posteriore. Ok, ce la facciamo. Ralf Schumacher entra ai box. Ce la facciamo ragazzi. Basta una Questo sosta. è Diniz. Strategia funziona questa volta. E che cazzo. Questo è Buona Alesi. strategia della Stewart. Siamo quinti, quindi siamo in zona punti. Non dobbiamo sbagliare adesso.
Arrivano i primi punti irridati. Concentration, please, concentration. Come concentrati, porco, concentrati. La Benetton è pronta ai box. Ok. La Benetton rientra ai box. Ah, Dio mio. Dai ragazzi, dai, cazzo. La Williams è pronta ai box. Il Kuma deve dominare, cazzo. Il Kuma deve dominare. Abbiamo un secondo di vantaggio su Diniz. Fisichella sta entrando ai box. Fisico rientra ai box. Fisico rientra ai box. Fisichella è quarto, con circa 3 secondi di E vantaggio. guadagniamo un'altra posizione, siamo quarti. È quinto. Molto bene. Diniz è sesto, con meno di 3 secondi di svantaggio. Un brutto Zanardi errore. è senza carburante, si è ritirato nel settore 3. Ritiro per Zanardi. Ritiro per Zanardi. Anche il Zana si ritira. Anche il Zana si ritira. Ralf Schumacher entra ai box. No! Mamma mia, stavolta l'ho rischiata. Sta calmo. Kuma sta calmo. C'è il quarto. Sta buon, madonna. Sta buon, Kuma. Sta buon. Diniz, sento un po' la pressione. Sento un po' la pressione, devo stare tranquillo. La Sauber è pronta ai box. La Prost è pronta ai box. Tanti hanno La fatto Benetton è pronta ai per box. 2 soste. Tanti hanno fatto le 2 soste, ragazzi. Stavolta li inculo io. Stavolta li frego io, raga. Erroraccio qua di Veneziano. Brutto errore del Kuma. Mamma che errore. Mamma che errore. Meno male. Diniz sta entrando ai box. La Bar è pronta ai box. Villeneuve è terzo, con circa 10 secondi di vantaggio. Sei quarto. Diniz è quinto, con meno di 3 secondi di svantaggio. Diniz è senza carburante, si è ritirato nel settore 3. Ritiro per Diniz. Ritiro anche di Diniz. Pazzesco. La McLaren è pronta ai box. La Stewart è pronta ai box. Tora Takagi è stato colpito da Riccardo Zonta. Altro incidente. Mamma mia, quanti Tora incidenti Takagi oggi. ha perso l'alettone posteriore. Quanti incidenti, raga. Dai, fioi, dai, che tanti hanno fatto le 2 soste. Io devo stare tranquillo. Hakkinen è ora ai box. Hakkinen ai box. Entra ai box. La Jordan è pronta ai box. Che entra nella strategia più conservatrice, nel senso, sono più pesante. Noi dovrebbero farcela comunque rimanere che con 2 soste. Incredibile, Beppe, incredibile. Adesso vediamo. Con la mia strategia ha funzionato, ragazzi, punto e basta. Ora evitiamo di fare ste cagate, però mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Damon Hill sta entrando ai box. Il ai box. E arriva al terzo posto. Sei quarto. Yes! No, so terzo. 5 giri alla fine. Fisichella è qui con circa 15 secondi di svantaggio. Pretendo il podio, lo pretendo, Kuma, lo pretendo. Gara rocambolesca, veramente. Che ne prende punti importantissimi irridati. Per il Kuma primo, potrebbe essere i primi punti, soprattutto primo podio alla terza gara.
abbiamo visto quanto è difficile sto gioco, cazzo. Questo diciamo questa prima stagione di prova, chiaramente poi ci piace scaricherò anche mod, però le 4 stagioni vorrei farle e queste non ho voluto mettere, diciamo, i danni. Cioè ci sono i guasti ma non i danni. Da quello che mi ricordo giusto le impostazioni, proprio perché non volevo fare una stagione, la prima stagione un attimo di allenamento, diciamo, però abbiamo visto che comunque fare punti è veramente dura lo stesso. Comunque non ho fatto sbavatura a parte quell'incidente iniziale, che però va bene, dai, ci può stare. Licenze poetiche cumendiane, e per il Cume arriva il primo podio, salutato dai tifosi della Ferrari che comunque applaudono l'italiano. Sei arrivato terzo. Yes, good job Cume, good blow job. Ok. È stato un gran premio. Ecco la classifica, ragazzi. Veneziano sale a 4 punti, non male, dai, alla fine va bene. Hakkinen in primo con 26, cazzo, Schumi fermo a 16. Costruttori, terzo, 13 vantaggio punti. nella Molto, classifica molto del bene. campionato McLaren sempre che costruttori. domina. Raga, un saluto del Comendone. La Ferrari è seconda, mentre in terzo